Amici di Sportisili, bentrovati in questo nuovo appuntamento con Pillole di Sessa, il programma della redazione di Sportisili che si occupa di parlare di calciomercato riguardante le siciliane dal Palermo in Serie B fino al Catania e il Messina nell'ambito della Serie C ed anche delle siciliane di Serie D. Qui per voi Aldo Sessa che vi terrà compagnia per la prossima mezz'ora per parlare appunto di calciomercato, tanta carne al fuoco come sempre in questo pomeriggio con il Palermo che è molto attivo sul mercato in entrata così come su quello in uscita. Tanti nomi sono in ballo sia per l'attacco che per il centrocampo e per il famoso esterno del terzino sinistro che dovrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane, ma molto attivo anche sul mercato in uscita, così come il Catania. Avremo anche un contributo per quanto riguarda il vicepresidente del Catania, Vizgrella, che ha parlato di calciomercato. Si sta per chiudere finalmente per il portiere, ma anche in alcuni ruoli importanti si stanno concludendo e portando a termine appunto delle importanti trattative di mercato. Messina nel pieno invece della costruzione della rosa dovrebbe chiudere nelle prossime giornate per alcuni colpi under e qualche over che andrà a arricchire i vari reparti giallorossi, tra cui soprattutto il centrocampo, e infine la solita panoramica sul calcio di Serie D con tante squadre coinvolte, una su tutte l'Akragas che ha chiuso per un ex calciatore di Serie A. Tutto questo e tanto altro troverete in questa diretta. Io vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, di seguire il nostro canale YouTube. È terminato ormai l'impegno per seguire il Palermo in ritiro con Sportisili Away, che ha fatto numeri importanti con la presenza tra l'altro di Francesco Cammucca e Chiara Ferrara in loco in ritiro, ma lì su Sportisili, sul canale YouTube di Sportisili potrete trovare tutto quello che riguarda i nostri contenuti video e poi naturalmente il nostro sito www.sportisili.it per restare aggiornati sullo sport siciliano a 360 gradi. Iniziamo subito col Palermo, in questi minuti impegnato in amichevole contro il Trento. I rosanero stanno valutando dei colpi in entrata e naturalmente contemporaneamente sta provando a liberare quelle che sono alcune caselle della lista over. Il nome caldo delle ultime ore è quello di Olimpio Moruzan. Moruzan, giocatore di 24 anni, un 99, ex calciatore del Pisa, lo scorso anno in prestito ai nerazzurri, ma di proprietà del Galatasaray. È un trequartista molto talentuoso che si sa adattare anche sugli esterni, sia a destra, essendo mancino, che a sinistra, e potrebbe essere il colpo che va a completare il reparto offensivo dei rosanero. Lo potete vedere in grafica. Intanto ringrazio Francesco Cambuca che coordina la trasmissione dalla regia. Ebbene, appunto, Moruzan potrebbe essere questo colpo che va a completare il reparto offensivo del rosanero. Il calciatore è stato impegnato proprio negli ultimi giorni nei playoff, nei preliminari di Champions League con i turchi del Galatasaray, che hanno affrontato lo Zalgiris, squadra cipriota, e in questo momento è sotto la valutazione degli arancio-rossi turchi. Naturalmente il Palermo ha, diciamo, approcciato in qualche maniera il calciatore, il suo procuratore e eventualmente il Galatasaray. Ricordiamo che il Pisa aveva un diritto di riscatto sul giocatore di circa 5 milioni e mezzo che non è stato esercitato. Naturalmente il Palermo, chiudendo eventualmente per un attaccante over, come dovrebbe essere il profilo di Moruzan, oppure, benché sugli esterni, e il corpo Rivas, naturalmente dovrà valutare di liberare eventualmente degli slot nella lista
over 23. Una piccola chiosa sulla questione Rivas, naturalmente, come dichiara, sono due calciatori che il Palermo valuta da tempo. Naturalmente la sentenza del TAR sulla Regina, diciamo che segna quasi la parola fine sulle speranze della Regina di essere ammessa in Serie B, e di conseguenza dovrebbero essere svincolati a breve. Questo permette al Palermo di valutare con più attenzione i calciatori ed eventualmente chiudere per uno di questi o per entrambi. Ci sono già delle discussioni molto avviate in questo senso. Ma come dicevamo, il mercato in uscita del Palermo è legato anche al reparto offensivo. Si è parlato in questi giorni tantissimo di Edoardo Soleri, se resta, se va via. Evidentemente lo stesso arrivo di Valencia e l'arrivo di un altro attaccante potrebbero riempire gli slot non solo della lista over, ma quelle dell'attacco. Attualmente Soleri sembra comunque legato a una permanenza al Palermo, ma naturalmente il calciomercato può sempre evolvere da un momento all'altro. Il Brescia è molto forte sul ragazzo, l'ha valutato nelle scorse ore anche la Reggiana. Attualmente il calciatore Soleri dovrebbe essere più vicino in qualche maniera ai rosanero che prossimo alla partenza, ma come dicevamo il mercato evolve molto velocemente, quindi vedremo quale sarà la posizione di Soleri nel prossimo futuro. In entrata a centrocampo, naturalmente il Palermo sta cercando delle pedine per rinforzare il reparto di mediana. Il nome caldo già nelle scorse settimane, ma ancora più adesso, è quello di Matteo Prati. Matteo Prati, di proprietà della SPAL, protagonista insieme a De Planche nel mondiale Under 20 in Argentina, e poi perso in finale contro l'Uruguay. Matteo Prati ha su di sé le richieste di mezza Italia, sia in Serie B che anche da qualche squadra di Serie A. Quella che sembrava avere un accordo prossimo alla conclusione fino a poche ore fa sembrava il Cagliari, che però si è vista rifiutare un'offerta di circa 3 milioni di euro recapitata dalla SPAL. La SPAL vuole una somma più alta di quella offerta dal Cagliari. Il Palermo è nelle volontà del calciatore, che avrebbe espresso un suo gradimento per la piazza. Evidentemente c'è da risolvere quelle che sono le questioni di carattere economico tra la società rosanero e quella spallina, per eventualmente trovare un accordo economico. Se si dovesse superare l'ostacolo, ecco, SPAL dal punto di vista economico, a quel punto il Palermo potrebbe veramente chiudere per un ennesimo colpo under di grande prospetto per il futuro. Detto di Deco Valencia, che bisognerà vedere quando arriverà e quando sarà a disposizione di Eugenio Corini. Alto mercato in uscita, lo accennavamo già nelle scorse settimane, una valutazione si sta facendo anche per profili come quelli di Simon Graves, che potrebbe andare in prestito per trovare maggiore spazio, e si attende di liberarsi di alcuni esuberi come quelli di Silipo e Marong, ma non ci dobbiamo dimenticare le questioni relative a Damiani e Jeremy Pro. I due calciatori da tempo sono in uscita, perché il Palermo sta appunto valutando di rimodulare la lista over 23. La questione Lecco potrebbe magari riaprire degli spiragli per Bro, per rimanere in cadetteria, ma sul calciatore c'è sempre forte la Triestina. Naturalmente ci sono dei sondaggi in corso sia su Bro che soprattutto su Damiani, che in questo momento si sta provando a giocare le sue carte in rosanero. Questa la pagina relativa al Palermo. Ci sono alcuni commenti legati a Moruzzan, ci scrive Giovanni Faraone. Moruzzan esclude Rivas, ci chiede, e tra Moruzzan e Prati ci sono quasi 10 milioni di cartellini. La valutazione che hanno fatto le squadre certamente ci si avvicina a quelle che sono le richieste sia del Galatasaray che della SPAL. Per quanto riguarda Moruzzan, che esclude Rivas, evidentemente un colpo sull'esterno il Palermo lo dovrà fare, difficilmente ne chiuderà due per di più over. Naturalmente bisognerà capire
quanto è avanzata la trattativa per portare eventualmente Rivas da svincolato e quanto il Palermo invece voglia puntare su un calciatore che può permettere, parliamo di Moruzan, un cambio eventualmente modulo rispetto al 4-3-3 provato in ritiro da Eugenio Corini. Passiamo al Catania, a cui chiedo tanto dalla regia di preparare il contributo, perché Vince Grella in conferenza stampa ha diciamo parlato di quelle che sono le prossime strategie di calciomercato degli etnei. Si è parlato di alcuni colpi in determinati settori, quindi io lascerei la parola al contributo del vicepresidente del Catania, Vince Grella, che potete sentire in questo servizio. Il ritiro è partito bene. Vedo già un buon feeling nel gruppo, considerando che è caldo e stanno lavorando tantissimo. C'è sempre buona competizione in allenamento senza mai eccedere. Il mister ha idee chiare, questo aiuta nel creare forma un po' alla squadra. Io penso ci mancano 3-4 giocatori, forse 2 o 3, un po' dipende dal mercato, dipende un po' dal raggiungimento della quota del nostro budget. Avevo promesso a Rosario Pelligra che spendevo una cifra e spenderò quella cifra, non un euro di più, anche se lui mi ha dato buona libertà nella valutazione nel caso di se serviva, ma per sana gestione penso che è più importante creare quel gruppo e far capire dove sono questi giocatori, e non serve spendere di più, serve focalizzare l'energia su i uomini che ci sono e dando grande fiducia al mister che ha iniziato un percorso con noi, l'ha iniziato nei modi migliori, con atteggiamenti giusti, con le parole giuste, per quello io sono molto fiducioso. Avete potuto ascoltare quindi le parole del vicepresidente Grella, affiancato da Ciccio Lodi, che come avete potuto capire insomma entrerà in dirigenza dopo il ritiro dal calcio giocato. Si sono preannunciati 3-4 colpi di mercato, uno di questi dovrebbe essere ormai prossimo, anche perché è stato in qualche maniera preannunciato dal direttore sportivo del Pisa, è l'arrivo di Alessandro Olivieri a Catania. Alessandro Olivieri è il portiere, sarà il prossimo portiere dei rossazzurri. Gli etnei cercavano un profilo d'esperienza per affiancare Klaus Peters nella prossima stagione. Si era parlato di diversi nomi, avevamo fatto cenno nell'ultima puntata di Pillole di Sessa a un possibile nome non uscito fuori dai giornali e da queste ultime settimane, e il nome questo tipo di profilo ha vinto. Livieri è un portiere scuola Milan, classe 97, tra l'altro con un passato nelle giovanili appunto rossonere con giocatori del calibro di Donnarumma, Calabria, Locatelli, quindi ha un passato tra l'altro lungo anche in Serie C. Negli ultimi anni ha fatto il secondo di Nicolas in Toscana e adesso verrà a Catania per giocarsi il posto con Klaus Beters per offrire la sua esperienza alla squadra di Luca Tabbiani. Nel reparto difensivo, oltre al portiere, ci sono naturalmente i colpi in difesa che il Catania sta valutando da diverso tempo. Ci sono due profili che su tutti in qualche maniera svettano rispetto agli altri. Il primo in pole position è il nome di Marco Perrotta, ex rosanero, ex Palermo con
alle spalle una promozione appunto con il Palermo ai playoff, l'anno scorso all'Alessandria. È un calciatore che già da tempo è nell'occhio attento, è seguito all'occhio attento di Raneri e Grella, e potrebbe essere il profilo che il Catania cerca per rinforzare il reparto arretrato. Ricordiamolo, Perrotta tra l'altro è ormai in uscita dal Bari. Per quanto riguarda invece l'altro nome, dovrebbe essere quello di Alessandro Quaini, calciatore che ha lavorato con Tabiani alla Fiorenzuola, ed è un profilo che vorrebbe tornare a lavorare con Tabiani. C'è sempre in questo caso il fattore economico a dirimere un pochino la possibilità se Quaini possa arrivare o meno a Catania. Bisognerà capire se si troverà la quadra eventualmente da questo punto di vista. A centrocampo, come avevamo accennato l'altra volta, il Catania deve completare il reparto con l'ultima pedina in questo settore. Ci sono vari nomi che sono stati accostati. Quello più caldo nelle scorse ore era quello di Marco Pinato, svincolatosi dal Pordenone, scusate, ma il nome caldo in queste ore, nelle ultime ore, è quello di Simone Tascone. Tascone, ex centrocampista di Turris e Pescara, adesso alla Virtus Entella, potrebbe ritornare a giocare nel girone C di Serie C, proprio vestendo la maglia rossa-azzurra. Naturalmente questi due profili servono appunto per completare quello che è il reparto di mediana, che in questo momento ha già diversi uomini al suo interno, mentre quello che deve essere ancora completato da inizio mercato è il settore dell'attacco, e più precisamente quello della punta. Inevitabilmente i nomi sono sempre gli stessi, non ci sono state delle evoluzioni in questo senso. Anche in questo caso potrebbero venire fuori altri profili rispetto a quelli già noti di Gori e di Carmine. Attualmente però nella valutazione del mister Tabiani rimane nel ruolo di punta di scorta, potremmo dire così, Giuseppe De Luca, che già l'anno scorso ha fatto bene a fianco di Sarao e Chiarella e all'intero reparto offensivo etneo. Potrebbe rimanere appunto per momentaneamente coprire questa faglia, e poi valutare il da farsi e vedere se De Luca si potrà giocare le sue carte in Sicilia, mentre sembra in uscita l'altro Giuseppe dell'attacco etneo, ovvero Giuseppe Giovinco, che ha diverse richieste in Serie C e anche qualcuna in Serie D. Questo per quanto riguarda il Catania. Ci credono ancora Di Prati. Naturalmente poi faremo un recap magari verso sul finire della trasmissione. Passiamo invece al Messina che nelle scorse ore ha fatto il secondo test stagionale con una formazione locale. Era l'Under 19 del Rende, terminato con un poco indicativo 24-0, con 8 gol di uno dei nuovi arrivati, ovvero Luciani, 4 per Scaffetta, altro attaccante arrivato appunto negli ultimi giorni di calciomercato. Il Messina naturalmente sta completando l'opera di costruzione della rosa da mettere a disposizione di Giacomo Modica. Nel reparto arretrato, oltre ai nomi fatti in uscita nelle scorse settimane, nelle scorse puntate, di Daga e Ferrara, che hanno delle offerte in Serie C, il nome caldo in entrata è quello di Giorgio Brogni, terzino sinistro, che andrebbe a completare il reparto dei terzini proprio del Messina. Da attenzionare appunto un fattore che Brogni ha certamente ha esperienza in Serie C, l'ultima stagione ad Ancona. L'Atalanta potrebbe però valutare il ragazzo nell'ottica della sua formazione Under 23. Questo perché di fatto con la questione dell'esclusione della regia e dell'ammissione del Lecco
è stata fatta strada libera per ammettere la Atalanta Under 23 in Serie C. Di conseguenza il profilo di Brogni, che ha 22 anni, potrebbe essere valutato proprio per la formazione nerazzurra che militerà nel campionato di terza serie. Nel caso in cui l'Atalanta dovesse cederlo, il Messina è in pole per assicurarsi questo profilo. Per il centrocampo il nome che si era fatto già nell'ultima puntata erano quelli di Mungo e De Sabato. Il primo potrebbe essere quello che andrà a sostituire Oliver Kragel, ormai giocatore del Trapani. L'altro potrebbe essere un over che porta grande esperienza, argentino, ex Velez, con grande esperienza in Argentina, Brasile e Giappone. Ma nel frattempo un altro over è stato confermato, ovvero si tratta di Francesco Giunta. Giunta si allenava sin dal primo giorno in ritiro con i giallorossi, e messinese, finalmente diciamo realizza il suo sogno di vestire la maglia della sua città e arriva da svincolato dopo aver lasciato il Follonica Cavorrano, e finalmente è arrivato l'ufficialità, dato che ormai da diversi giorni si attendeva il comunicato. Altro nome che dovrebbe essere prossimo a essere ufficializzato è quello di Marco Zunno, che è anch'esso in ritiro con il Messina e che ha anche segnato nel test che citavamo prima, ex Piacenza ma di proprietà della Cremonese. Dovrebbe arrivare in prestito, e invece il nome caldo come over, che dovrebbe andare a dare valore al reparto avanzato del Messina, è quello di Salvatore Caturano. Caturano ha grande esperienza in questa categoria, ha segnato più di 100 gol in Serie C, l'ultima stagione al Potenza, ma ha veramente girato in lungo e in largo la terza serie per imporsi in questo campionato. Nome che rimane comunque vivo è quello di Vincenzo Plesce dell'Avellino, che come sappiamo è in uscita dagli Irpini. Passiamo infine alle ultime per quanto riguarda le siciliane, poi risponderemo agli ultimi quesiti dei nostri tifosi che ci seguono, insomma, di coloro che vogliono sapere ancora di più di calciomercato. Parlavamo appunto delle siciliane. Il Trapani chiude per Morleo dalla Juventus, il calciatore che è un esterno sinistro che si può adattare anche a fare la mezzala. È un calciatore molto duttile, tra l'altro un under 2005, quindi ha già una buona esperienza in Serie D. In qualche maniera il Trapani dovrebbe avere concluso la sua campagna faraonica, che ha portato diversi nomi importanti, illustri per la categoria. Basti pensare appunto a Kragel, a Sbaffo, Sbrissa e Cocco, che vanno a dare un grande apporto per la prossima rosa del Trapani. E per quanto riguarda Morleo ci sono le prime parole in granata del calciatore. Dice: sono felice di sposare il progetto Trapani perché qui si respira subito la voglia di fare bene. Il Canicattì invece è molto attiva in questi ultimi giorni. L'ultimo acquisto in ordine di tempo è quello di Sebastián Meneses, attaccante classe 1998. L'ultimo anno ha vestito la maglia del Martina Franca, ma per lui ci sono anche esperienze in passato con Brindisi e Città di Castello, e contemporaneamente si è preso anche un under. Carlo Donofrio, attaccante 2004, arriva al Canicattì dopo la stagione in eccellenza in Sicilia con la maglia del Ionica FC. Questo per quanto riguarda il Canicattì, che non ha fatto solo movimenti in entrata, ha salutato Alessio Cardinale, che va al Ragusa. Cardinale, tra l'altro, figlio di Tonino Cardinale, ex calciatore di Palermo e Salernitana, e inoltre ha accolto in questi giorni il difensore Ibrahim Baye e gli attaccanti Angelo Azzara e Ionis Coris, che
arrivavano entrambi dalla Serie D. Il colpo però che annunciavamo prima di Serie A, ecco, se possiamo così citare in quella che è la carriera del calciatore, lo fa l'Agregas perché acquista Marco Rossi, ex difensore di Bari e Sampdoria, con un passato anche in Serie B con la Reggina, calciatore di grandissima esperienza, che l'anno scorso giocava in Serie D e che ha mantenuto la categoria ed è venuto in Sicilia per questa nuova esperienza proprio con gli agrigentini, che attendono ancora l'ufficialità di Morimoto. Le ultime note si ritrovano per quanto riguarda, intanto potete vedere sullo schermo il pezzo che abbiamo realizzato su Marco Rossi, che ha anche un passato turbolento con alcuni giocatori di Serie A molto importanti come Khivo Ibrahimovic, con cui ha avuto qualche alterco piuttosto noto. Come dicevamo, le ultime note di mercato riguardano il Licata e la Cireale. Il Licata ha chiuso 3 acquisti, ovvero quelli di Alessio Murgia, Federico Vari, attaccante, e il centrocampista Flavio Francia, proveniente dal Lavello, mentre la Cireale ha chiuso per la punta Giacomo Romano, che l'anno scorso tra Legnano e Notaresco ha messo a segno 10 reti, quindi si completa in qualche maniera con questo acquisto l'attacco dei Granata, con un acquisto appunto molto importante per la categoria. Rispondiamo ad alcuni commenti che erano arrivati negli scorsi minuti. Ci chiedono di Prati, ci chiedono quale degli acquisti è più probabile tra Prati, Rivas e Moruzzano, cioè chiede Saro Caratioto per i rosanero. In questo momento non ci sono delle percentuali. Evidentemente Rivas e Di Chiaro, lo aggiungiamo, sono dei calciatori che da svincolati potrebbero avere una corsia preferenziale, seppur sui calciatori ci sono diverse richieste. Attualmente quello che ci risulta per Moruzzan è un sondaggio, mentre per Prati la situazione è un po' più avanzata. Naturalmente di percentuali preferirei non darne, però possiamo dire che certamente le posizioni di Rivas e di Chiara, in quanto svincolati, potrebbero essere in qualche maniera favorevoli per i rosanero e per il loro acquisto. Non mi resta che chiudere questa puntata di pillole di sesso. Io vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Vi ricordo di seguire la nostra pagina su YouTube, dove potrete trovare i contenuti video della nostra redazione, e di seguire il nostro sito www.sportisili.it per rimanere sempre aggiornati. Non mi resta che salutarvi e rinnovarvi l'appuntamento per seguirci con Pillole di Sessa. Prossimo appuntamento martedì. Alla prossima.